categoria molto dura, ma la Unipol ha dimostrato di avere un gran carattere. Sì, per noi era una battaglia veramente, abbiamo giocato fino alla fine. E il bello è che abbiamo tutti giocato e hanno tutti risposto molto bene, sono molto felice perché ovviamente che oggi era molto importante e ce l'abbiamo fatta, se giochiamo le playoff, non siamo lì però e la porta è ancora aperta, non è chiusa, sono dietro di noi già e anche se era molto importante abbiamo veramente giocato molto bene oggi. Quali sono stati i segreti della partita perfetta? E vabbè, se siamo ben preparati, ieri abbiamo fatto un'ora di video analisi, sapevamo cosa dovevamo fare e oggi siamo entrati con la testa al cuore e tutto, la grinta fino alla fine. Contenuto Raimondi, la sua pericolosità, tutti i terminali offensivi di Porto Torre sono stati ridimensionati. Sì, e poi c'erano anche gli altri bravi, David Curl, il sudafricano, Balagan, il messicano, avevano fino ad oggi una bella squadra, oggi abbiamo fatto penso un po' male a loro. Diciamo che per cambiare argomento questo è stato un bel battesimo per il tuo nuovo incarico come allenatore della nazionale svedese. Sì, vabbè, però questo non conta. Conta oggi la brillantea e siamo sulla strada giusta, i giovani sono lì, stanno a crescere e io credo nel progetto del 2084. Sono veramente felicissimo di essere qua, di avere l'onore di fare crescere tutti questi giovani italiani e questo è l'importante adesso. Grazie.